Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. C'è il primo caso di variante Omicron riscontrato nella nostra regione. Si tratta di un giovane di Cormons che sta bene. Si è contagiato a Milano dove si era recato per lavoro. La conferma è arrivata dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Finora sono più di un'ottantina i casi accertati in Italia. Il sequenziamento viene effettuato dal laboratorio di riferimento regionale che è quello di Asugi, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. C'è poi un caso sospetto di variante Omicron per il quale si attende a ore la conferma del laboratorio che effettua i sequenziamenti e le analisi. I Novax devono fidarsi della scienza, a dirlo è anche un religioso, Monsignor Luciano Nobile, parroco della cattedrale di Udine, che ha ricevuto in confessione diversi fedeli poco convinti di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Lei ha mai confessato un Novax o un No Green Pass? Ha mai suggerito loro di cambiare idea, ad esempio? Oh, certamente sì, io sono del parere di vaccinarsi perché questo è un rispetto di se stessi e un rispetto anche degli altri. Ho percepito in questa maniera, d'altra parte mi devo fidare di coloro che in questa materia sono molto più competenti di me. C'è un organismo sopranazionale, diciamo, no? Tecnico, scientifico, ecco, di cui mi devo fidare, non c'è altra strada a mio parere. Ma qualche fedele mai è venuto da lei a dire io non voglio vaccinarmi, padre ci aiuti? Certo, ne conosco, io ho cercato sempre di convincerli, poi non so come sia andata. Dobbiamo tenere presente che siamo in un periodo, ecco, di tensione e di difficoltà, per cui bisogna che noi osserviamo tutte le regole che ci sono state date, no? Ed ora andiamo a Pordenone dove la cittadella della salute prende forma. L'edificio inaugurato a ottobre vicino al nuovo ospedale civile ospita da venerdì anche la farmacia comunale. Presto troveranno spazio anche i servizi sociali mentre un piano è ancora utilizzato per le vaccinazioni. La cittadella della salute di Pordenone prende sempre più forma. Inaugurata la farmacia comunale come esempio di integrazione sociosanitaria, restano da riempire gli spazi che al momento sono ancora vuoti. Dipenderà molto dal Covid. In questo momento i primi due piani sono già occupati dai servizi dell'ASFO, dell'azienda sanitaria. Manca il terzo piano che deve ospitare una parte dei servizi sempre afferente alla persona, quindi domiciliarità, infermieri, dei servizi sociali dei comuni. In questo momento il piano non è occupato, l'abbiamo lasciato libero per garantire più spazi per le vaccinazioni, quindi dipendentemente dall'andamento del Covid e dai bisogni vaccinali quello spazio potrà essere prima o dopo occupato. Noi prevediamo di entrarci intorno a marzo o aprile, speriamo che la situazione Covid migliori e quindi ci consente di entrare il prima possibile. Si profila dunque la realizzazione di un polo sociosanitario integrato col nuovo ospedale e la struttura per le cure intermedie che sarà ottenuta dalla riqualificazione del vecchio ospedale cittadino. Siamo alla cronaca, scoppia la bombola della griglia, miracolato un pensionato, paura nella notte nella zona di via Ciarnescule a Gemona del Friuli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, l'equipaggio di un'ambulanza inviata precauzionalmente ai carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Un pensionato di 64 anni che vive da solo al primo piano della palazzina aveva installato una griglia con una bombola di gas di 15 kg sul terrazzino dell'appartamento. Nel cuore della notte, per causa in corso di accertamento, si è verificata una fuga di gas e la vicina caldaia, oppure l'impianto elettrico esterno con una scintilla hanno innescato una fiammata che poi ha fatto esplodere la bombola. Notevoli i danni, il violento spostamento d'aria ha lesionato il parapetto del terrazzino, alcune parti in muratura e anche le finestre e le porte. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo, lo stabile non è stato dichiarato inagibile. A Manzano colpo in una abitazione dove il giovane proprietario che si era allontanato per qualche ora per fare delle commissioni, rientrando ha trovato la casa sottosopra, sono stati rubati strumenti di lavoro tecnologici, anche qualche gioiello. Il danno si aggira attorno ai 6.000 euro. I ladri hanno spaccato una finestra sul retro riuscendo a penetrare nell'alloggio per poi far perdere subito le proprie tracce. Colpo da 25.000 euro invece in una casa di Codroipo dove la notte scorsa, approfittando
approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno rubato monili in oro, denaro contante e altri preziosi che erano custoditi all'interno di una cassaforte. Perde il controllo della sua vettura lungo la statale 13 Pontebana e si schianta contro il muro del ristorante a Porcia. È successo alle 5:20 per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per rilievi e viabilità. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente, un cittadino americano, è stato assistito dai vigili del fuoco del comando di Pordenone perché era rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo a causa dei danni alla portiera. È stato trasportato all'ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita, è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. La ripresa in atto è ancora fittizia. Per il vero rilancio serve puntare su innovazione, scuola e natalità. A dirlo il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, ieri a margine dell'evento di Natale online dell'azienda. Penso che non sia una novità che l'economia mondiale, quindi italiana, è volatile. Avevamo iniziato in genere un periodo di bassa nel 2019, che poi è stato accelerato dal Covid, e probabilmente il Covid ora accelererà, sta già accelerando la ripresa, però sarà una ripresa parzialmente fittizia perché deriva da stampa di moneta in tutto il mondo e la stampa di moneta, come sappiamo, porterà all'inflazione. Il tema scuola, il tema training, soft skill, per favorire di fatto, non a parole, l'innovazione e l'intraprendere sarà fondamentale per mettersi nelle condizioni di produrre con maggior valore aggiunto e quindi poter pagare di più e quindi pagare di più anche i servizi sociali. Sì, qui parliamo di pensioni, vero, però non ho sentito nessuno collegare le pensioni alla natalità, ovvero chi pagherà le pensioni. Non ho sentito pochi collegare le pensioni, natalità e al valore aggiunto, quindi all'innovazione che l'Italia sta portando avanti. Cioè parliamo sempre del dare e pochi hanno la responsabilità di affrontare anche il tema che per dare bisogna fare, per fare servono alcune precondizioni. Circa 200 delegati del Friuli Venezia Giulia hanno partecipato ieri alla manifestazione della CISL che si è svolta a Roma. Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione e la responsabilità scende in piazza. È stato questo il titolo della manifestazione. Responsabile e costruttiva, così cita la CISL in una nota che punta a migliorare i contenuti della manovra e impegnare il governo sulle stringenti priorità economiche e sociali senza incendiare i rapporti sociali e industriali. Gli avanzamenti conquistati in questo mese dell'azione sindacale nella legge di bilancio sono rilevanti e positivi, si legge nella nota del sindacato, integrando molte delle nostre rivendicazioni. Ora bisogna dissipare anche le ultime zone d'ombra e migliorare ulteriormente legge di bilancio su lavoro, scuola, politiche industriali, caro bollette, occupazione di giovani e donne. Non è lo sciopero la via giusta, bisogna considerare l'interlocuzione con il governo, concludono i delegati della CISL. Ed ora andiamo ad Aquileia, sono 117 le richieste di nuovi posti barca sul Natissa, mancano solo il via libera da Regione e Comune. Nautis7 è una realtà importante per Aquileia, quanti soci conta? 813 soci, noi abbiamo 435 posti barca. La vita associativa è un'associazione senza scopo di lucro che gestisce tutti gli ormeggi sul Natissa di Aquileia. Le problematiche che noi incontriamo sono talmente l'attesa di 2 anni e mezzo per avere le concessioni di ripristino di tutti naturalmente i posti di barca. Parlo della via Dante e parlo del Natissa sul Terzo, dove naturalmente abbiamo a disposizione finanziamenti nostri, dove naturalmente questi soldi dobbiamo spenderli per fare queste iniziative che tutti aspettano per avere un ambiente più migliorativo rispetto ad oggi. Ci sono delle richieste per avere questi ormeggi? La richiesta che noi abbiamo attualmente sono di 117 nuovi soci che ci chiedono di avere gli ormeggi. Noi abbiamo la concessione del demanio regionale
e del comune di Aquileia che deve modificare il piano dei porti. Noi viviamo già con 53 telecamere, con un vigilante notturno che corre sulle sponde e con una iniziativa del lavaggio delle carene, che è il miglior impianto di lavaggio che oggi si trova in regione. I problemi dei furti, naturalmente, noi siamo 7 anni che non registriamo furti. Appuntamenti natalizi al Teatro della Corte di Osopo con Anatema Teatro. Andiamo a scoprirli con il direttore artistico Luca Ferri. Natale è sempre più vicino e noi di Anatema Teatro siamo prontissimi per accogliervi qui al Teatro della Corte. Oggi pomeriggio alle ore 18 finalmente saliranno sul palco gli orchestrali, il maestro Nevio Lestuzzi, la cantante Federica Copetti, gli attori di Anatema Teatro per il grande concerto di Natale. Un concerto emozionante per grandi e piccini, dove saranno raccontate e cantate le canzoni e le storie della tradizione popolare, sarà recitata la storia della piccola fiammiferaia, insomma tanti momenti meravigliosi per scambiarci gli auguri più belli. Vi aspettiamo quindi alle 18, è ancora possibile prenotare gli ultimi posti allo 0432 1740 499. Concerto di Natale al Teatro Ristori di Cividale questo pomeriggio con l'orchestra d'Archi Vendramelli e la partecipazione straordinaria della cantante Stefania Seculin. Si intitola Carols for Christmas, l'appuntamento musicale in programma questo pomeriggio alle 17:30 al Teatro Ristori a Cividale del Friuli. Protagonista della serata? Le atmosfere della tradizione sulle note di Corelli, Bach, Elgar Strauss, suonate dall'orchestra d'Archi Vendramelli. Sul palco anche la mezzosoprano triestina Stefania Seculin, reduce dal grande successo dello spettacolo al Teatro Stabile sloveno. L'orchestra d'Archi Vendramelli è un'orchestra di strumentisti ad arco di recente formazione. Tra i suoi membri vanta professionisti affermati e giovani talenti che hanno suonato in tutto il mondo. Nel 2021 l'orchestra ha partecipato al tour Extra Dante, una performance contemporanea di musica, danza e teatro dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. L'orchestra ha scelto di dedicare il proprio nome al grande violoncellista di data triestina Adriano Vendramelli, primo violoncello del teatro La Fenice di Venezia e uno tra i più importanti docenti del Conservatorio di Venezia. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.